Tramandare i valori del diritto e dell'antimafia alle generazioni più giovani. È nato con questo intento il progetto di Sana e Robusta Costituzione, ospitato alla Sala della Gran Guardia di Padova. L'iniziativa è stata promossa dallo SPCGL, Sindacato dei Pensionati della CGIL, insieme alla rete BIL, Biblioteca della Legalità, e all'Associazione Nazionale Magistrati. Occasione per presentare 2 volumi divulgativi su antimafia e diritto. Parlare di quelle che sono diventate intanto le mafie e quel fenomeno dell'illegalità è per noi uno strumento, un modo per capire, per comprendere meglio quello che è adesso la società, su come si sta trasformando. Allora ripartire da quelle parole, a restituire voce e libertà a quelle parole è un modo per dare la possibilità di conoscere esattamente i fenomeni delle mafie soprattutto, ma della corruzione, della condizione appunto che viene di non giustizia sociale che c'è spesso nella vita di alcuni di noi e come deve essere, quali strumenti abbiamo per contrastarla. Come detto, l'evento ha voluto approfondire i valori della giustizia e il contrasto alla criminalità organizzata attraverso un dialogo partecipato. Al centro del dibattito 2 volumi divulgativi. Il primo, L'antimafia parola per parola, è un dizionario ragionato nato dalla sinergia tra pensionati e sindacati studenteschi per spiegare le mafie moderne. Il secondo, Leggi qui, ha offerto invece una guida pratica e autorevole sulle norme del diritto dedicata agli adolescenti. BIL nasce in un bene confiscato alla criminalità organizzata a Fano, sulle colline sopra Fano, in provincia di Pesaro, e nasce come progetto di accoglienza delle attività con le scuole coordinate da Libera. Da allora sono sorte 25 reti in tutta Italia. Il tema principale è far arrivare questi libri e queste storie ai bambini e ai ragazzi a scuola e creare dei momenti di formazione per gli adulti, perché riteniamo che sia fondamentale che gli adulti siano preparati e consapevoli per poter parlare con i bambini, discutere con loro. Un progetto che ha rappresentato un importante momento di raccordo intergenerazionale. Sindacati, magistrati e associazioni hanno così costruito una solida rete comune, unendo memoria storica e nuove generazioni per rilanciare la cultura della legalità e la partecipazione democratica nel Paese. La cosa importante è che i ragazzi capiscano che la legge è loro alleata, cioè il rispetto della legge non è che serve a qualcun altro, serve soprattutto a loro, perché quelli che sono potenti, ricchi, non ne hanno bisogno della legge. Chi ha bisogno della legge sono proprio i ragazzi, chi ha bisogno di formarsi, chi ha bisogno di lavorare, chi ha bisogno di essere tutelato nel mondo del lavoro, eccetera.